A posto! Perché associò il mondo al popolo di Cristo, la tua misericordia all'inizio l'assemblea dei santi, nella memoria di luce e di pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Carichioso O Signore, Dio di bontà e Padre di misericordia, accogli la preghiera che ti rivolgiamo per i nostri caduti. O Cristo Gesù, Principe della pace, che versasti il tuo sangue per la redenzione degli uomini, per il sacrificio di quanti, nell'adempimento del loro dovere a difesa della patria e della sua libertà, hanno donato la loro vita, dona a noi la pace, all'Italia la prosperità e a loro la corona di gloria nel tuo regno di luce. Accogli il grido del loro sangue, affinché dall'odio fiorisca l'amore, perché essi caddero senza egoismo, santificando così il loro sacrificio offerto, perché noi vivessimo in un mondo più libero e più giusto. Fa, o Signore, che il loro esempio sia a noi monito e sprone a sempre ben operare per la difesa della giustizia e dei diritti dell'uomo. Vergine Santa, consolatrice di ogni umana sofferenza, avvalora con la tua intercessione i nostri propositi
e porta ai nostri eroi, caduti di tutte le guerre, la nostra fervente preghiera, il nostro riconoscente ricordo. Amen. Alberto, quello lo puoi mettere anche sulla... è una... Cosa portano anche tutti? Vicino alla bandiera, devi stare, vicino alla bandiera. Alberto, aspetta. Alberto, poi lo metti sulla macchina quando parte. Oh, hanno... I fiori sono i nostri. Quelli sono i fiori del comune. Anzi, lo riprendo anche. Cazzo di porto? Prego. Prego. Ma che applicazione? Ma che applicazione? La vedi in gonga, no? Affitti a bene. Poi, Stiamo bene. quando si vede Non li c'è. e carichiamo la cosa una vita. Ho detto che ho usato un po' di tempo. Tutta la piazza deve sentire. Guardia, ritmo! Guardia, atti! Baionetta! Allora, quando si è posto la corona, vede gli onori, onori, onori,
Guardia, attenti! Presentate! Onori ai caduti! Bravi! Guardia, riposo! Levato! Voi allora seguite il segno con i parenti, normale. Tu! Guardia, ripo! Raccol! Avanti! Arsch!
guardiamo. Attenti! Presentare! Onori ai caduti! Susciti le colpe, Signore, il Signore ti potrà sussistere. Verso di te il perdono, procederemo il tuo timore. Israele attende il Signore, perché questo è il Signore la misericordia. È grande presso di lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Preghiamo. Ascolta, Signore, le preghiere della tua Chiesa per il nostro fratello di Cristo. La vera fede lo associò al popolo di Israele. La tua misericordia lo unisca all'assemblea dei santi nella dimora di lui in pace. Per Cristo nostro Signore. Potete sedervi. Sono trascorsi 50 anni da quel lontano autunno del 1942, quando in un paese lontano, ci viene difficile anche pronunciarlo, Krasnorovka, in Russia, moriva in seguito alle ferite riportate in combattimento un giovane 24enne di Sardara, Eraldo Motta. Ho visto molti dei presenti, sia qui in chiesa, sia di fronte al monumento ai caduti, che avevano le lacrime agli occhi. Io stesso stento a nascondere la commozione che si ha in questo momento. Mi sia consentito però, a nome dei presenti e a nome di tutti i sardaresi, di rendere onore alle spoglie mortali di Eraldo Motta, che oggi sono tornate nel nostro paese per essere sepolte vicino ai suoi capi. Mi sia consentito anche di esprimere ai familiari il cordoglio di tutto il paese per la tragedia che colpì la loro famiglia. Una tragedia resa ancora più dolorosa dal fatto che per 50 lunghissimi anni nessuno ha potuto deporre un fiore in quella tomba contraddistinta soltanto da un numero. Mi sia consentito anche ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile che questo referendum fosse possibile, in primo luogo le autorità militari che oggi sono presenti. Eraldo Motta è morto da valoroso, è morto da eroe, combattendo per la sua patria. Però sveglia, quando il fiato gelava, quando il rumore faceva sobbalzare e negli attimi che precedevano il momento si facesse forte il ricordo dei luoghi in cui era cresciuto, dei suoi cari, dei volti degli amici e dei compagni di sbarco. Siamo convinti che anche lui abbia provato quei sentimenti e le sensazioni raccontate dai reduci di quella terribile campagna militare. O ancora nel naso l'odore che faceva il grasso sul fucile mitragliatore addormentato, o ancora nelle orecchie e sentendo il cervello il rumore della neve che gonfiava sopra le scale, gli starnuti e i colpi di tosse delle creature
russa, il suono delle erbe secche battute dal vento sulle righe del trono. Comincia con queste parole, il libro di Mario Regoni Sterna, un sergente reduce dalla campagna in Russia che più avanti scrive. Si levò il vento, dapprima quasi insensibile, poi forte fino a diventare tormenta. Veniva libero, immenso, dalla steppa senza limiti. Nel buio freddo trovava mondo, povere e piccole cose sperdute della guerra. Quanti dei numerosissimi caduti e dispersi in quella guerra? Quanti di coloro che hanno avuto la fortuna di tornare si sono sentiti come povere e piccole cose sperdute nella guerra? Rievocare la drammaticità di quegli anni, ricordare i momenti di eroismo e di grande umanità e solidarietà dei nostri soldati. Deve servire a noi che quei fatti abbiamo letto sui libri e agli anziani che li hanno vissuti. Deve servire a noi a ricordare che la guerra è una cosa terribile. La guerra è distruzione, la guerra è morte, la guerra è povertà e miseria. Purtroppo, quotidianamente, davanti ai nostri occhi, continuano a scorrere immagini che non vorremmo mai vedere. Nella ex Jugoslavia, in molte altre parti del mondo, l'uomo continua a combattere il suo Signore, continua a spargere morte e distruzione. In molte parti del mondo non viene combattuta l'unica guerra giusta, quella contro la fame e la povertà. Quando Eraldo Porta, quando questo giovane, quando i soldati italiani si apprestavano alla battaglia, pensavano certamente di combattere per un mondo migliore. Certamente combattevano per un mondo senza guerre, senza fame e senza povertà. Facciamo tutti in modo che Eraldo Porta e tanti altri non siano morti in vano. Ci sarà la festa. Prima di compiere il segno della comunione gloriosa dei santi, apra egli le braccia della sua misericordia, perché questo nostro fratello, redento dalla morte, assolto ogni colpa, riconciliato con il Padre e recato sulle spalle del buon pastore, partecipa alla gloria eterna del regno dei cieli. Signor Socio. Signor Socio che avete sentito, l'Omilia è stato vicino al nostro carissimo Eraldo, poi questo è Giampiero, figlio del signor Armando, fratello di Eraldo, cameriere, che è stato signor Armando, ho parlato una volta con lei, così per ora la richiesta, e poi poi questi figlioli di Armando sono in particolar modo interessati all'arrivo della salma, fatto le indagini. Ringrazio un po' tutta la cittadinanza di Sarda, ringrazio il sindaco, le associazioni dei reduci, il presidente Pinuccio Tinti, il delegato di San Gavino Antonio Collo, il colonnello comandante del 150esimo Nero, e ringrazio tutta la cittadinanza di Sarda per questa partecipazione. Siamo un po' tutti emozionati perché dopo 50 anni siamo riusciti, nonostante questo paese, questa Repubblica di cui tutti parlano e dicono che qualcosa non funziona, siamo riusciti, lo dico sinceramente, ad avere una manifestazione di efficienza. Io sono partito dalle ricerche contattando questo
signor Giulio Mameli, che ringrazio, nel marzo dell'anno scorso, con un documento del comune, un certificato di morte, e con l'aiuto del distretto militare, dell'onoranza ai caduti, dell'esercito e diciamo delle persone che si sono prestate al Ministero della Guerra e l'associazione dei combattenti, sono riuscito nel mese di luglio ad avere la certezza che era stato trovato nel cimitero di Getreide. Ieri al cimitero di San Michele mi è stata consegnata una busta con gli effetti personali ritrovati nella tomba e sono rimasto commosso perché il parroco Rosale, che tra l'altro non ho ringraziato, parlava del senso religioso di questo nostro museo. Ebbene, i resti personali sono costituiti da 3 medagliette, una medaglietta della Madonna Immacolata e altri 2 che non sono riuscito a vedere. Quelle medagliette di alluminio, forse quelle a forma di rombo che ci davano da bambini per la prima comunione. È un anellino e una stelletta. Ecco, questo è quello che ci rimane di Erato e ringrazio e saluto, buonasera. Scusatemi, io ho conosciuto Erato Poda il 17 gennaio 1942, assegnato alla sua squadra con fucilieri. La sera che sono arrivato al caposaldo era una isba, famose case russe, dove si dormiva, si mangiava e si combatteva. Posso dire che quest'uomo mi ha assistito come un fratello, per il fatto che non sapevo neanche cosa fosse la guerra. Lui, da buon soldato, da buon italiano e da buon sardo, quello che mi ha invocato è non cercare eroismo, difenditi. Il russo è come il lupo, sta lontano. Con lui ho affrontato il primo battesimo dell'anno. Poi le cose sono seguite così come si evolve la guerra. Cosa volete che vi dica? Avete perso un buon cittadino, onesto, bravo, credete, ve lo dico come un vostro fratello, come un vostro figlio, di più non vi posso dire. È un buon cristiano. Mi perdoni. Grazie. Vi porto anche il saluto perché voleva bene al vostro paese, vi voleva bene. Vedete?
Stop! Guardia, attenti! Presentà, stop! Onori ai caduti! Il foglio matricolare dove dice che Poderaldo è figlio di Fu Benvenuto e Bui Carline. All'interno possiamo notare che aveva i capelli di colore neri lisci e che di professione era sarto e barbiere. Era caporal maggiore e faceva parte dell'82esimo reggimento fanteria, settima compagnia. È morto in fatto d'arme a Krasnorovka, Russia, zona del Don, per ferite da schegge riportate. Fatto d'arme di Krasnorovka, Russia, zona del Don, per ferita da scheggia di proiettili d'artiglieria nemica al torace, come da atto di morte numero 87, pagina 44 del registro tenuto dall'82esimo reggimento fatteria, eccetera, eccetera. Certificato, verificato a Littoria il 29 dicembre del 42. Dalla foglio matricolare siamo andati a cercare la copia dell'atto di morte che ci ha fornito sempre il distretto militare. Adesso vediamo il particolare. C'è che l'anno 1942, giorno 1 del mese di ottobre, in Krasnorovka, Russia, Poderaldo della settima compagnia dell'82esimo reggimento fanteria, nato a Sardra, Cagliari, figlio di Fu Benvenuto e di Bui Carlina, novitato caporal maggiore Poderaldo, ferita da scheggia di proiettili d'artiglieria nemica al torace. È stato sepolto nel cimitero da campo tedesco Inge Trade, GSS VCH, sulla rottabile di Yazenskova, Monastircina, Tom, numero 62. Dice anche come risulta dal relativo processo verbale di constatazione di morte e identificazione di salvo, compilato il 1 ottobre 1942 e firmato dal sottotenente medico Donati e dal cappellano militare tenente sacerdote Giuseppe Locatelli, colonnello, eccetera, eccetera. L'ho fatto dare dal diario storico militare dal 1 settembre al 31 ottobre del 42 dell'82esimo reggimento fanteria, per vedere se al giorno 1 risulta l'azione in questione. Eccolo qua, 1 ottobre giovedì, dalle ore 11 circa alle 14:30, il nemico ha concentrato numerosi colpi di artiglieria e mortai su Tereskovo e Krasnorovka. In quest'ultima località si lamentano un morto e 3 feruti. Artiglieria e mortai nostri hanno controbattuto con visibile efficacia. Sereno, temperatura ottima, sempre buona, le condizioni della truppa. Il morto era
Eraldo. È l'ordine del giorno 1 ottobre 1942, militari deceduti in combattimento. Con dolore comunico la morte del caporal maggiore Foderaldo, classe 1918, settima compagnia, venuta il primo corrente in seguito a ferita multipla da schegge di artiglieria al torace, riportate dallo stesso giorno in combattimento in località Krasnorovka, zona Don. Caporal maggiore Podda Eraldo presente. Rimasti dopo l'inizio delle ricerche, che ha scoperto il cimitero di Geteri, ci siamo messi in contatto e finalmente l'ANSA ha pubblicato il 22 luglio 92 caduti italiani in Russia. Il commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra del Ministero della Difesa ha reso noto l'elenco dei caduti già inumati in Russia nella zona di Getreide ed esumati recentemente dalla delegazione di Onor Caduti I Torino e CCN, inquadrate nel 35° Corpo d'Armata. Ecco l'elenco che riguarda la Sardegna: Gavino Pinna, nato il 15 ottobre del 20 a Nulvi; Eraldo Podda, nato il 26 marzo 1918 a Sardara, Grandi Unità, Divisione Torino, numero 2. E questo è il documento che mi è stato dato dai militari il giorno della cerimonia in cimitero, con una busta contenente qualche cosa trovato nella tomba di Eraldo. Vediamoli un po'. Personale caduto Podda Eraldo, appartenente all'82° Fanteria, proveniente dal cimitero militare campale di Getreide, richiesto dal fratello Podda Adolfo Buonanima, che all'epoca della richiesta era ancora vivo. Luogo di definitiva sepoltura Sardara, picchetto armata rappresentanza a cura del comando Brigata Sassari, 151° Reggimento Fanteria Sassari Cagliari, e ci hanno dato il riferimento del maggiore. Questi sono gli effetti personali rintracciati nella tomba. Questo dovrebbe essere un anellino, quella in alto una medaglietta d'orologio, una medaglietta della medaglia miracolosa, un'altra medaglietta da orologio, un pezzo di stelletta e un pennino che veniva probabilmente usato abbastanza spesso, visto che Eraldo scriveva quasi una lettera al giorno, e quelli sono bricioli di terra, mentre questo è la targhetta. Queste sono le lettere di Eraldo che scrive alla mamma, al cognato Antonicco, agli alunni della scuola dove frequentava Elisa, alla sorella, che sarebbe Mariangela, alla mamma e alla mamma. L'ultima lettera di cui siamo in possesso è il 23/9/1942, fronte russo, cara sorella. Queste sono lettere chiaramente di zia Mariangela, che aveva Elisa Marras. Possiamo leggere qualche brano. Ringrazio che sempre mi ricordate nelle vostre preghiere, che tanto ne ho bisogno. Sono stato leggermente ferito con una scheggia, ma roba da niente, il quale mi hanno levato la scheggia, mi ricatto e ho ripreso subito servizio, quindi niente premura su quel fatto, state tranquilli che sto bene. Poi ti dico che sono stato proposto l'avanzamento a sergente al valor militare nel campo, il quale è stato attaccato dai russi. La mia mamma a tutti, e che stia sempre tranquilla, che il Signore ci penserà. Di nuovo
tante belle cose, baci Eraldo. Scrivete che pure che Bramo sappia le vostre notizie.